Volontari sulle spiagge di San Leone per una operazione di pulizia. Raccolti 200 sacchi di rifiuti. Domenica scorsa, il 12 aprile, una serie di associazioni, Mare Amico, Lega Ambiente, WWF, Mare Vivo, Lions ed altri soggetti qualificati hanno organizzato una manifestazione di pulizia nella spiaggia che va dalla foce del fiume Acragas a Babbalugiara fino a Maddalusa. Abbiamo raccolto con circa 100 volontari circa 4 tonnellate di roba. Purtroppo dobbiamo dire che l'operazione non è stata completata perché parte della spiaggia di Maddalusa ancora appare ricoperta di rifiuti. Questi rifiuti arrivano lì poiché c'è vicino il fiume Acragas. La gente in civile abbandona i propri rifiuti, abbiamo trovato pure dei frigoriferi, delle cucine vicino ai fiumi, le abbandona, poi durante l'inverno le piogge le portano a mare e poi infine le mareggiate le riportano a riva, e questo è il risultato, come si vede dalle immagini, montagne di rifiuti. Ci ha coadiuvato per fortuna la ditta 3G, che ha messo a disposizione un Bobcat che ci ha permesso di velocizzare le operazioni, e la ditta SEAP e SEA hanno provveduto a raccogliere tutto ciò che avevamo trovato in spiaggia. Questo è un segnale simbolico che noi diamo. Certamente non possiamo essere noi a pulire completamente le spiagge, però ora almeno si può andare in spiaggia senza il rischio di farsi del male con tutte queste montagne di rifiuti. Speriamo di procedere nei prossimi giorni a un'ulteriore pulizia per completare almeno questa spiaggia, anche se quelle del Viale delle Dune e soprattutto Cannatello ancora ci sono grossi problemi, poiché piene ancora di rifiuti.